Ti cadono le braccia, poi dici no, non è possibile, non è possibile, ti sembra quasi uno scherzo. Poi ti rendi conto che purtroppo il paese Italia non ti dà nessun tipo di tranquillità e di sicurezza. Il cittadino si sente totalmente inerme. Le prime reazioni sono quelle di dire ma veramente riusciamo a fare delle leggi di questo tipo? Veramente riusciamo a mettere in libertà gente presa sul fatto che sta compiendo un reato? Francamente è quasi un invito a tutti quanti a dire venite in Italia, che tanto è l'unico paese al mondo dove potete fare quello che volete, potete delinquere, potete spacciare, potete rubare, potete entrare sulle case delle famiglie, potete fare tutto quello che volete, tanto resterete non solo impuniti, non solo non verrete arrestati, ma non vi faremo neanche il processo. Cioè francamente è una cosa che ti lascia demoralizzato e che ti pone veramente tanti interrogativi. Siccome i furti ultimamente sono tantissimi, militarizzare il paese è impossibile e proprio per questo dicevamo, se non si riesce a fermare questa piaga probabilmente è perché non c'era la certezza della pena. Quindi chiediamo ancora maggiori rinforzi, chiediamo ancora di mettere le forze dell'ordine nelle condizioni di poter operare, di avere gli adeguati turni, di poter agire anche durante il periodo notturno, e per questo ci vogliono più persone, più organico. Ma se poi dall'altro lato li concediamo o li mettiamo nelle condizioni di non poter svolgere il loro lavoro, allora francamente non ci siamo assolutamente.